Oggi vi porto con me a visitare il nostro impianto di gestione rifiuti a Grisignano di Zocco di Elite Ambiente. Venite! Siamo sopra la pesa in uscita, dall'altra parte abbiamo la pesa in ingresso. Entrambe le due pese sono monitorate da telecamere, leggono la targa, quelle basse, quelle alte vedono il carico. Il camion procede, va a scaricare all'interno del capannone assegnato e poi quando ritorna ripesa facendo l'ordo tara netto fra entrata e uscita. La nostra plastica riciclata, film in polietilene per asfalto. L'officina con tutte le attrezzature per fare le manutenzioni dei nostri mezzi. Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi con la nostra cabina di miscelazione e travaso. Il nostro deposito dell'amianto, lana di roccia e materiali con pericolosità di emissione fibre. Con questa cappa di aspirazione facciamo le prove di miscelazione delle sostanze da miscelare, dei rifiuti da miscelare. Dalla selezione dei rifiuti, in particolare i rifiuti agricoli, ricaviamo fino in polietilene che poi pressiamo e successivamente maciniamo per ottenere polietilene in scaglia da utilizzare per fare guaine piuttosto che asfalti. Il capannone con l'area di selezione rifiuti, selezione di rifiuti con ragno, pressatura per riduzione volumetrica, altro ragno per il caricamento del trituratore qui dietro e divisione di carta, legno, plastica, metallo in modo che possa essere recuperato differenziato. Qui all'esterno abbiamo praticamente dal deposito di contenitori in ingresso, contenitori che possono essere container piuttosto che cisternette, fusti, fustini, al deposito di tutto quello che è materiale, rifiuti in gomma, pneumatici principalmente fuori uso. Differenziamo il legno dove c'è appunto il caricatore, la carta e gli altri sono tutti quanti invece container di rifiuti in uscita. Questo triturato va a termovalorizzazione. Siamo nel capannone A, il capannone che è adibito al trattamento dei rifiuti pericolosi. Abbiamo un trituratore bialbero che tritura tutto quello che è materiale pericoloso per fare miscele per termovalorizzatori, un vaglio e alla fine del vaglio abbiamo una macinazione fina per fare CSS piuttosto che per fare altro materiale che va a termodistruzione. Qui alla mia sinistra abbiamo l'impianto di recupero dell'alluminio, mentre più a sinistra ancora abbiamo l'impianto di recupero del vetro. Una parte del nostro grande deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi in colli. Tutto il piazzale esterno, che sono oltre 6.000 metri quadri, è praticamente calettato con questa griglia che è una canala che raccoglie tutte le acque di dilavamento del piazzale. Finiscono in un depuratore che è un dissabbiatore disoleatore con guardia idraulica e viene depurata l'acqua prima di riportarla in fognatura. E quindi in pratica questo è una sorta di impianto chiuso su se stesso che raccoglie tutte quante le acque piovane dilavando il piazzale e vengono depurate. Per quanto riguarda invece le emissioni, l'impatto è contenuto in 3 punti di trattamento, 3 camini. Un camino è il camino 1 che è il più grosso che abbiamo alla nostra destra, l'altro camino è il camino 2 del capannone dei rifiuti pericolosi che è un camino con filtro a carboni attivi e il camino 3 invece è per polveri dove c'è l'area di triturazione. La Palazzino Uffici sono uffici che si occupano dei servizi, quindi della logistica, organizzano servizi di logistica e organizzano anche i conferimenti presso l'impianto. Mentre se venite con me abbiamo la palazzina relativa alle sale riunioni e al relax che adesso ho proprio il piacere di farvi vedere. Stiamo entrando in quello che è il regno del kitsch
tutte cose che servono per lo svago. Un mobile bar che sarebbe l'ex bar del bowling di Marcon, anche questo da recupero. Calcetto, angolino col tavolo e stufa a pellet per dare un po' di colore e anche calore all'ambiente. Al piano di sopra abbiamo le sale riunioni, 2 sale riunioni di cui una tutta domotizzata e anche con sistemi di audioconferenza, e abbiamo il laboratorio che è molto importante per l'attività nostra.